La bicicletta è il mezzo di trasporto più civile che l'uomo conosca. Solo la bicicletta resta pura di cuore. Eccoci qua. Eccoci qua dove? Eccoci qua, dove mi hai detto portare? Qual è la regola d'oro di ogni cicloturista? Eh. Prima di mettersi in viaggio, fare un po' di provviste. Giusto, Procurarsi a qualcosa da merenda. mangiare. E quindi siamo arrivati qua. Perché qua cosa che sei? Qua c'è un amico che ha una grande fungaia e quindi oggi mangiamo funghi, se portiamo Funghi. via i funghi. Funghi? Eh sì, un bel Ecco. panino con i funghi, sono morte, giusto? Guarda che roba. Abbiamo detto due funghi, si qua è mega portato. Cioè, vabbè c'è la cassettina qua. Mamma mia, senti che profumo, cosa fermoti a torre qua, bene. Il panino coi funghi, il panino coi il funghi. panino Allora, coi funghi. allora, Remigio, sappiamo se avanti, fermo scorta. Un attimo che bisogna qua mettere a posto questa. Ci siamo? Cura. Siamo abbastanza. Ci siamo? Ah, su questi, questi qua vabbè, porteremo a casa un'altra volta. Allora, oggi facciamo la via del Brenta. Boh, quanti chilometri sono? Eh, E quanti? cioè, tu pensa che partiamo da Cismon del Grappa, poi andiamo in giù verso Bassano, poi superiamo Bassano, andiamo a Piazzola sul Brenta. Hai Sì. presente Piazzola sul Brenta? Sì, la Villa Contarini? Pisana. Poi andiamo a Cittadella e poi arriviamo sulla riviera del Brenta, Stra, il Burchiello, fino a Malcontenta. Ma la quanti Laguna chilometri Verde. sei? Ma 80, 80. 80 chilometri, ma sforati! Siamo in Val Brenta all'interno della fungaia più grande d'Italia a ciclo chiuso. È una fungaia che produce completamente funghi champignon ottenuti da un composto estremamente semplice realizzato partendo da paglia e letame di cavallo che vengono poi mescolati e inoculati con il fungo champignon. Fungo che poi viene coltivato all'interno di queste celle. Un composto che poi viene portato in quest'area dove il fungo viene proprio coltivato e su ogni metro quadro di questa superficie vengono prodotti mediamente intorno ai 30-33 kg di funghi nell'arco delle 6 settimane di coltivazione. I funghi, vabbè, ma i funghi, solo i funghi e basta, cioè insieme a un panino con i funghi, non è che si ammazza. Hai ragione. Trote. Trote e funghi si sono morte. Andiamo a pescare le trote. Sì, andiamo a pescare trote. Sei capace di pescare? A me! Mi sono il migliore pescatore del Triveneto. Sono talmente bravo che mi chiama Sampei. Allora andiamo, vai. Avanti, dai. Funghi che sei? Sampei. Funghi che sei? Sì. Andiamo a torso i trote. Trote. Trote, vai! Ela! Come va? Bene. Si pesca? Si pesca. Bene, bene. Silenzio quando uno pesca, che vuoi tranquillità, silenzio, utensili. Posso provare? Che sono esperto. Davvero? Vabbè, allora serve tutto. Proprio. Ecco qua. No, Sono anni che pesco.
sì, visto spesso qua. Sì, Tutti i giorni. mamma mia. Allora, proprio la settimana scorsa, là, su quel punto là, buttato l'esca, dopo 2 o 3 orette, tira, sento tirare, tira. Ho tirato su una trota, ma sarà stata 2 metri e mezzo, 20 kg bagnata. 2 metri e mezzo. Sì. Insomma. Comunque, anche io, sai, stesso giorno che pescavi te, sempre l'anno, stesso punto, butto l'esca. E a un certo momento sento tirare, tira e continua su una bicicletta nuova de Bahia ancora in baia con il faro acceso. Col faro acceso una palla sta qua, il faro acceso. Che se non ti scorsi ti a tua trota, minus tu il faro. Che ha boccato! Dai, tira, gira il mulinello! Oh! Ma che trota, Oh! Pesci d'acqua dolce che Giovanni Scapin, uno degli chef più apprezzati tra i fornelli televisivi, trasforma in ricette originali e golose. Non a caso è detto il boss delle trote. Vediamo qua ad esempio dei piatti che abbiamo fatto. Abbiamo fatto molto semplicemente, questa è una trota che viene messa sotto sale un attimo e viene servita poi cruda, viene levata dal sale, facciamo una bagna di sale e zucchero, e poi viene il procedimento a spiegare sarebbe un po' più lungo, poi viene messa così a crudo, un goccio d'olio e facciamo una salsa di zucchine al basilico. Mentre qua ad esempio abbiamo un'altra torta, questa viene bollita, facciamo sempre olio extravergine d'oliva, io uso molto l'olio extravergine d'oliva sulla torta, uso niente il burro. Olio extravergine di oliva, zucchine e viene fatta un'emulsione come la senape di Digione a caldo e poi viene fatta questa salsa e viene servita così a freddo con una caponata. Abbiamo messo la Sicilia anche assieme qua, però questa qua caponata viene lessata, non viene fritta, dunque abbiamo una composizione leggera del piatto. Un po' per parafrasare, per prendere un po' per in giro i nostri cugini francesi che fanno la bouillabaisse, io ho fatto la bouillatrota, che è una zuppa fatta con le coste ad esempio, e anche là olio extravergine di oliva. Diciamo che la trota è un pesce versatile, l'importante è sempre la materia prima. Qui si gusta il turismo, perché il turismo qui dà tante sensazioni, dà la sensazione della bellezza attraverso i luoghi che si percorrono, attraverso i beni architettonici, le ville, i palazzi, i castelli che si trovano. C'è il gusto di riscoprire la bontà del cibo e del bere, c'è il gusto di fare anche sport. Scusa. 20 minuti, vabbè. Vediamo qua, un sacco di gente. La gente aspetta, ma i funghi sono arrivati. Ci smuovi qua tutto questo tempo. Vabbè, Ragazzi, distrutto. è bellissimo il posto. Bello. Consigli a domicilio. Ho aspettato, ma sono belli. Allora, intanto ti va avanti a prepararli che noi dobbiamo fare Un pit stop. Controllare. Il riso di grumolo delle Abadesse, il mais marano, sono solo 2 dei tanti prodotti d'Eco che da queste parti si possono degustare tutto l'anno, perché nella provincia berica hanno capito che l'enogastronomia è un attrattore turistico. Ecco, vuol dire denominazione comunale, è un riconoscimento che viene dato a tutti quei prodotti del territorio, è un semplice riconoscimento identitario, per cui non parliamo di marchi, di qualità eccetera, ma solo un riconoscimento, cioè il comune, nella persona del sindaco, certifica che quel prodotto è di quel territorio. La provincia di Vicenza credo sia la più attiva in Italia, ha già 80 circa prodotti a denominazione comunale e sono già 50 i comuni che hanno attivato questa procedura. È un prodotto molto interessante perché si riqualifica il territorio e naturalmente qualsiasi processo di valorizzazione del territorio deve passare prima da un processo identitario. Le Deco fanno proprio questo. E mentre in cucina qualcosa bolle in pentola, fuori c'è il tempo per una messa a punto della bicicletta.
Ogni cicloturista che si rispetti deve tenere presente delle regole basilari. Esatto. Prima regola è controllare il mezzo. Tu conosci il mezzo? Il mezzo. Si chiama BB. Occhi chiudi, bicicletta. Benissimo. Allora, innanzitutto bisogna controllare la pressione del sangue e la pressione la pressione delle gomme. Tutte le mattine faccio il controllo della pressione, 2 atmosfere davanti, 2 paradrio. La pressione delle gomme. Allora si prende la pomata, perché qua la pompa e si gonfia la camera da letto. La camera da letto. La camera d'aria, no, la camera da letto. Qua tu hai bisogno della camera da letto. Esatto. Sono distrutto da questa mattina che sto correndo e ho bisogno di un po' di relax. Adesso lui sta sistemando la camera d'aria perché questa bicicletta aveva un foro. Abbiamo controllato che il cambio fosse in ordine e funzionasse, che i freni fossero efficienti, che non toccassero le pastiglie in modo che la ruota scorra bene, e un piccolo controllo generale che la bicicletta sia oliata, sia in ordine e funzionale. Perché oltre al mezzo bisogna anche tenere presente il ciclista, quindi il adesso corpo. Si fa il pit stop e si va a mangiarsi i funghi. I famosi funghi che io ho portato questa mattina. Sento già un profumo. Ma solo funghi? No, anche una bella trota. Andiamo. Oggi andremo a fare una ricetta con i funghi champignon della Valbalenta. Prendiamo i nostri funghi, i champignon, togliamo il gambo, ecco qua. Allora, la parte superiore la passeremo dopo alla piastra, mentre i gambi li tagliamo a piccoli cubetti per dopo andarli a inserire con la salsiccia per il nostro ripieno. Bene, prendiamo la salsiccia e la frantumiamo nella padella e facciamo saltare anche i funghi. Questi sono i gambi dei champignon. La parte superiore del fungo la mettiamo nella piastra. Una volta grigliati i nostri funghi e preparato il ripieno con la salsiccia e il gambo dei funghi, prendiamo un po' di ripieno, lo mettiamo all'interno del nostro fungo. Prendiamo il formaggio morlacco, facciamo a cubetti e ne mettiamo un po' sopra al ripieno. Trascorsi 7-8 minuti, al massimo 10, dipende dal forno, i nostri funghi sono pronti. Possiamo tirarli fuori dal forno.